È allerta rossa in Veneto per l'ondata di maltempo che sta imperversando con piogge paragonabili a quelle viste durante la tempesta Vaia nel 2018 e la grande alluvione del 2010. Con Vaia caddero infatti 187 mm d'acqua in 24 ore. Ieri ne sono stati registrati 188 a Seren del Grappa in provincia di Belluno. Nel 2010 invece i millimetri furono 220, sempre in 24 ore. In questi giorni in diverse località del Vicentino si sono superati i 200. Ma se stavolta la regione, e in particolare Vicenza, ancora una volta la città più colpita perché minacciata dai fiumi Bacchiglione e Retrone, non sono state sommerse, è perché i bacini di laminazione costruiti nel frattempo stanno funzionando. Siamo davanti a quello che nella storia del Veneto va catalogato come grande evento alluvionale, ma gli invasi di Montebello, Caldogno e Orolo hanno evitato che oltre 3 milioni di metri cubi di acqua invadessero Vicenza, salvata proprio dalle opere idrauliche da noi realizzate a partire dal 2010. Lo dichiara il presidente della regione Luca Zaia, un piano da 2,7 miliardi di euro, dal 2020 diventati 3,5 miliardi. Sono stati avviati 2.537 cantieri per la costruzione di 13 bacini di laminazione sui 23 previsti, gli altri sono ancora in progettazione, il consolidamento degli argini, la pulizia dei fiumi e la manutenzione, 40 milioni di euro l'anno. Abbiamo costruito una falange macedone, prosegue Zaia. L'invaso di Caldogno ha trattenuto 1,5 cubi d'acqua, ma può contenerne il doppio. Quello di Montebello arriva a 9 milioni di metri cubi, che l'ampliamento previsto porterà a 13. E poi a Vicenza c'è l'invaso di Viale Diaz, non ancora aperto perché il Bacchiglione non ha superato il livello di guardia. Questa, secondo Zaia, è la strada maestra per tutelare il paese. Aggiunge: abbiamo bisogno di un altro miliardo di euro dallo Stato per realizzare altre opere idrauliche. In questo momento ne stiamo costruendo per 600 milioni di euro. Quelle già operative le collaudiamo con simulazioni ma con l'acqua vera, e in tal senso il Veneto è un modello nazionale, conclude il della regione. Però se piove dove non ci sono vasche di laminazione andiamo sott'acqua anche noi. Ecco perché bisogna investire. Invece di continuare a pagare 2-3 miliardi di euro l'anno per risarcire i danni del maltempo, il governo finanzi opere idrauliche. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è giovedì 29 febbraio 2024, anno bisestile. La prima notizia di oggi riguarda la crisi climatica, quella che giornali, le istituzioni, la politica continuano a chiamare semplicemente emergenza maltempo. Abbiamo letto le prime colonne dell'articolo di Michela Nicolussi-Moro sulle pagine del Corriere della Sera. Maltempo, Veneto flagellato ma gli invasi salvano Vicenza. Slavina in Alto Adige, nel frattempo un morto nella valanga. Treni fermi tra Padova e Treviso, ma anche tra Padova e Vicenza. Zaia, come abbiamo visto, dichiara che il Veneto è un modello per il paese anche in questo caso. Paura a Vicenza, allagamenti, ma la città è salva. Siamo sempre sul Corriere della Sera. Nel resto d'Italia, appunto, montagna, Racines di Dentro, in provincia di Bolzano, una valanga si è staccata travolgendo 3 sci alpinisti tedeschi, causando un morto e 2 feriti gravi. Nel Modenese invece chiusi i ponti sul Secchia, in Liguria varie frane, in Sicilia bomba d'acqua ha colpito Castelvetrano. Ma tornando in Veneto, l'alluvione ieri ha fatto finire sott'acqua il quartiere attorno allo stadio Romeo Menti a Vicenza. Per il maltempo in città sono stati 147 gli interventi dei vigili del fuoco. E se ci spostiamo sul Gazzettino leggiamo anche lì le parole del presidente della regione Veneto, Zaia, che dice: maltempo, serve un altro miliardo. Necessarie nuove opere. Nei bacini 3 milioni di metri cubi d'acqua avrebbero allagato Vicenza. Nel capoluogo berico oggi riaprono le scuole, il traffico ferroviario resta sospeso su 3 linee. E poi c'è la questione dell'agricoltura, i danni per l'agricoltura, campi di asparagi e vitigni sommersi. L'associazione dei coltivatori CIA dice: stiamo monitorando e gli apicoltori sono in difficoltà. Proseguiamo la rassegna stampa per quanto riguarda gli effetti appunto del cambiamento climatico nella nostra regione, questi eventi estremi. Tornando sulle pagine del Corriere della Sera troviamo un'intervista al sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai.
tanta apprensione, però l'acqua è nei bacini, così abbiamo evitato un'altra tragedia. Quindi il sindaco di Vicenza dice le difese idrauliche funzionano. L'intervista è firmata da Federico Murzio. È interessante la conclusione dell'intervista. Il giornalista chiede: la città paga lo scotto di un'urbanizzazione che ha tenuto conto di molto ma non del sistema idrico? Risponde Possamai: negli anni ne abbiamo viste tante, troppe volte a Vicenza e in Veneto gli effetti delle lottizzazioni spinte. L'evidenza ci porta ad affermare che lo sviluppo orizzontale dei centri urbani è finito, ora la priorità è lavorare sulla rigenerazione di spazi e delle costruzioni già esistenti, e sotto questo punto di vista in città c'è molto da fare. Poi naturalmente il pensiero, dice sempre Possamai, era per l'alluvione del 2010, quando Vicenza, il centro storico del capoluogo iberico, è stato allagato, il Bacchiglione è uscito dagli argini. Paura comunque non soltanto a Vicenza ma anche nel Padovano, allagati terreni, strade e abitazioni. Bovolenta chiude le scuole 2 giorni, i danni maggiori li ha creati la rete idrica minore, leggiamo sul di Padova. Disagi alla viabilità, sono stati interdetti alcuni ponti, sottopassi. Piogge record, allagata mezza provincia, questo titolo sul Mattino. Emergenza in Veneto, nel Padovano colpite soprattutto le zone di Terme, Colli e parte della Bassa. A Bovolenta appunto scuole chiuse per 2 giorni, 1/3 dei vigneti sommerso da mezzo metro d'acqua, sono necessari interventi. 300 volontari della protezione civile provinciale sono al lavoro 24/24 in Padova. Insomma, questo per quanto riguarda l'alluvione di queste ore. Ma voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie relative alla politica regionale. Partiamo dal Gazzettino. Azione, il partito di Carlo Calenda, mette le mani avanti e dice: in Veneto non è possibile riproporre il campo largo. Il partito di Calenda boccia lo schema della Sardegna, dice qui non è replicabile. Secondo il coordinatore regionale Pasqualetto, il reddito di cittadinanza da queste parti non va. Intanto una fazione dei socialisti cerca di stringere alleanze per un laboratorio regionale che non risponda a Roma. Insomma, questi sono i movimenti verso le elezioni regionali di Veneto 2025. Ieri il PD aveva lanciato il campo largo, o il campo giusto come l'ha definito il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. 2 dichiarazioni importanti nella giornata di ieri: da un lato il segretario regionale del PD Andrea Martella e dall'altro il deputato Alessandro Zan, membro della segreteria di Elly Schlein. Entrambi avevano detto: anche in Veneto, anche alle regionali in Veneto, bisogna lavorare sul fronte progressista, appunto il modello vincente della Sardegna. Oggi la chiusura da parte di Azione di Carlo Calenda, che in Veneto appunto è rappresentato dal segretario regionale Carlo Pasqualetto. Problemi quindi nel centro-sinistra, ma problemi ben maggiori nel centrodestra. Veneto ormai allo sbando. Sempre sulle pagine del Gazzettino troviamo una notizia in un articolo, anche questo firmato da Alda Vanzan: centrodestra in alto mare per le comunali venete, solo 2 intese su 309 comuni. Vertice a Roma tra De Carlo, Stefani, De Poli, Semenzato e Tosi. A complicare il tavolo le richieste delle correnti di Fratelli d'Italia. Naturalmente si parla delle amministrative ormai vicinissime, si vota assieme alle elezioni europee questa primavera. La destra è spaccata, litiga sui posti appunto nelle amministrazioni comunali, solo 2 intese chiuse su 309 comuni, un dato davvero impressionante, con la Lega che minaccia di rompere l'alleanza e andare da sola con i propri candidati. Ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM per sempre una notizia relativa alla politica regionale. Il tema è un po' quello del terzo mandato. La Lega ci riprova, ma c'è lo stop di Fratelli d'Italia che dice siamo contrari. Il deputato leghista Tosato annuncia: siamo pronti ad andare avanti, tra 2 settimane l'emendamento arriverà in aula, ma non voteremo la sfiducia al governo. Come era naturale aspettarsi, non arriveranno a tanto i leghisti. L'articolo è di Laura Berlinghieri, ma ancora più interessante forse è l'intervista al capogruppo di Forza Italia Maurizio
Gasparri, capogruppo al Senato del partito del fu Silvio Berlusconi. Dice Gasparri: sono tutti sostituibili, il Carroccio non andrà da solo alle regionali. Veneto, il terzo mandato sarà bocciato anche al Senato, chiude la porta a leggi ad personam. Gasparri, il riferimento è chiarissimo, infatti il nome di Zaia lo annuncia anche. Gasparri dice: Zaia pose il limite per i suoi, regione. Ricorda infatti il capogruppo Gasparri la vicenda politica veneta ancora durante il suo primo o secondo mandato. Zaia vantava di essere stato il primo a introdurre un limite di 2 mandati non soltanto per gli assessori regionali ma anche per i consiglieri regionali, un limite di mandati che però non è mai stato applicato in Veneto, in quanto prima di determinare i suoi effetti è stato abolito, è già stato abolito dalla stessa maggioranza di Luca Zaia, ed è lo stesso Luca Zaia che oggi naturalmente ha cambiato idea e contesta addirittura il limite dei suoi 3 mandati. Vorrebbe correre per un 4º mandato, unico presidente di regione Italia. Vedremo come si risolverà questa vicenda, questa lite interna al centrodestra. Ricordiamo, al Senato il Fronte Progressista ha votato in maniera compatta contro l'ipotesi di abolizione del tetto dei 2 mandati per i presidenti di regione e anche per i sindaci dei comuni capoluogo e dei comuni sopra i 15.000 abitanti. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima: dopo il femminicidio, l'ennesimo femminicidio avvenuto nella nostra regione, in questo caso nei giorni scorsi nel Padovano, si torna in piazza per fare rumore con un sit-in rilanciato anche da Elena Cecchettin oggi alle 19 a Porta Portello. Basta, ci vogliamo vive, così le attività una di meno del collettivo Squirt, che dopo l'ennesimo femminicidio tornano appunto in piazza per fare rumore. L'appuntamento che si sono date, leggiamo sul Mattino di Padova, è per questa sera alle 19 a Porta Portello. Sara Buratin è l'ennesima sorella che è stata violentemente uccisa dall'ex compagno, il secondo femminicidio in questa settimana, il 15° dall'inizio dell'anno, ricordano le organizzatrici e osservano: c'è stato il tempo per pregare e riflettere, per capire che nel contesto è libero dal patriarcato, per ascoltare le voci e le richieste delle donne, per capire che non si può e non si deve romanticizzare un femminicidio. Eppure nulla è stato fatto, nulla è stato capito. È arrivato il tempo di bloccare e fermare tutto. Vista dell'appuntamento di oggi alle 19 a Porta Portello, appuntamento che è stato rilanciato su Instagram anche da Elena Cecchettin. Giulia, chiudiamo la rassegna stampa di oggi poi con l'ultima notizia che riguarda la Biennale di Venezia. L'appello ieri degli oltre 8.000 artisti affinché la delegazione di Israele non partecipi alla Biennale di quest'anno, e quotidiano del gruppo NEM oggi leggiamo che dopo Israele c'è il caso dell'Iran. Interviene quindi la Biennale, dice: non compete a noi decidere chi partecipa. VLF rilancia l'appello a non ospitare il padiglione del regime, ma i paesi rifiuti dall'Italia hanno diritto alla presenza. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.